Buonasera e benvenuti a questa puntata di Elettroshock. L'Italia ha un nuovo Presidente della Repubblica che poi è quello vecchio. Sergio Mattarella, rieletto il 29 gennaio con 759 voti, il più votato nella storia della Repubblica dopo Pertini. Una rielezione che però insomma, non è stata così agevole nei giorni precedenti, gli scrutini si sono susseguiti, all'8° è stato eletto Mattarella ma il risultato non era né scontato né atteso. Su questo la politica si è molto divisa, si sono cercati tanti nomi, si erano individuati, però poi non hanno superato il vaglio dei grandi elettori. E insomma, che cosa succederà adesso? Mattarella è il Presidente, si è assunto questo impegno, domani presenterà giuramento per la seconda volta e lascia però alle spalle le macerie della politica, perché i partiti si sono sicuramente molto divisi, molto interrogati, hanno cercato alleanze anche nuove, le hanno trovate, a volte sì, a volte no, però insomma diciamo che anche se tutti si sono detti vincitori, la sensazione è che i partiti da questa rielezione escano almeno in buona parte sconfitti. Questo è il tema della serata, sul Colle Sventola bandiera bianca, abbiamo titolato, ne parliamo con gli ospiti di questa sera che vi presento subito, a cominciare da Luca Sut, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera a Cristiano Sciaurli, il segretario regionale del Partito Democratico e consigliere regionale. Buonasera a tutti. E buonasera a Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, esponente di Forza Italia, che è stato uno dei grandi elettori. Buonasera a tutti voi. E buonasera anche a Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia. Bentrovati, buonasera. Abbiamo poi in collegamento da Bruxelles l'eurodeputato Marco Dreosto, che è il coordinatore regionale della Lega. Buonasera Dreosto. Vediamo se riusciamo anche a sistemare l'audio di Dreosto. Allora, lo dicevamo, rielezione di Mattarella. Io partirei da qui, vi farei sentire quelle che sono state le parole appunto del presidente Mattarella appena rieletto. Vediamo. Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini. Queste dunque le parole, le prime parole del presidente Mattarella per il suo bis. Io parto dall'onorevole Luca Sut. Intanto parole di grande responsabilità queste. Facciamo però un piccolo passo indietro. Come siamo arrivati all'elezione di Mattarella? Insomma, era un nome che non c'era sul tavolo all'inizio, ecco. Per noi, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è sempre rimasto nel tavolo della trattativa. Chiaramente la volontà nostra, ma anche quella di tutti i partiti, era proprio quella di cercare di trovare un nome che potesse essere il più condiviso con tutti i gruppi politici, anche con l'opposizione. E questo è quello che ha detto anche il nostro Presidente Conte fin dall'inizio. Non facciamo nomi, non diciamo qual è la rosa dei nomi cui vogliamo, come è stato fatto invece da altri partiti politici, ma sediamoci a un tavolo e discutiamone. Purtroppo questo tavolo però ha fatto fatica a volerlo fare, insomma molti partiti, soprattutto del centrodestra, non hanno voluto sedersi al tavolo, per cui fino all'ultimo si è cercato di trovare un nome di alto profilo. È vero, il Movimento 5 Stelle all'inizio aveva fatto il nome di Andrea Riccardi, ma fatto
fatto però per dire qual è il livello dello spessore della persona che vorremmo come Presidente della Repubblica. Chiaramente su quel nome poi non c'è stata condivisione, quindi abbiamo detto sediamoci e troviamo un nome. Chiaramente non c'è stato, come tutti sanno, non c'è stata una condivisione per trovare appunto un nome che andesse bene a tutti, e è il Parlamento sulle varie, tutti i delegati, insomma non solo il Parlamento, anche i delegati regionali, nelle varie votazioni che si sono susseguite, il consenso verso un Mattarella bis è aumentato votazione per votazione. Questo ha dimostrato la volontà poi alla fine dell'ultima votazione abbiamo visto anche con un numero considerevole, come diceva lei prima, la seconda votazione per numero più alta di tutta la storia dei Presidenti della Repubblica, e così è stato. Ecco, Sciaurli, la sinistra sembra che insomma, sui nomi che sono stati fatti dal centrodestra di fatto non c'è stata intesa su nulla. Ma il tema non era l'intesa su nomi buttati lì, magari uscendo dopo una cena con la coda alla vaccinara, nel senso che stavamo parlando dell'elezione del Presidente della Repubblica e meritava una riflessione fra le forze politiche, a partire, io continuo a dire, da quelle che sostengono in questo momento Mario Draghi, una riflessione seria su un nome il più possibile condiviso. Però, lo dicevo già poco tempo fa, io partirei da come siamo entrati e da come siamo usciti da questa elezione. È stata una parentesi non edificante questa settimana, anche per alcuni comportamenti, ma non edificante, non un messaggio sicuramente di fiducia ai cittadini, ma entravamo con Sergio Mattarella Presidente della Repubblica e Mario Draghi Presidente del Consiglio. Noi usciamo con Sergio Mattarella Presidente della Repubblica e Mario Draghi Presidente del Consiglio. Io credo che questo sia il risultato più importante, perché entravamo con un'Italia che aveva ritrovato autorevolezza, credibilità e forza in Europa. Ricordo che Mattarella rifiutò un ministro anti-europeista e anti-europeo. Credo quindi che noi avessimo ritrovato forza, credibilità e stima da parte dei partner europei, che ci hanno portato anche risorse importanti come quelle del PNRR, su cui adesso tutti saltano come su un carro dei vincitori, anche chi era magari no euro o Italexit. E io penso che questo sia il messaggio più importante che dobbiamo dare ai cittadini. Quell'autorevolezza ce l'abbiamo ancora tutta, oggi però, e io spero che questo dirà Mattarella nel suo discorso domani, dobbiamo tornare a mettere al centro le esigenze e le priorità del Paese, che sono quelle della ripresa, che non lasci indietro nessuno, che si occupi della drammatica conta dei morti sul lavoro. Il mese di gennaio è stato il peggiore degli ultimi decenni. 3 morti solo ieri sui posti di lavoro, del caro energetico, e quindi delle sfide di una ripresa vera che coinvolga tutti i cittadini e tutte le imprese e tutto il sistema Italia. Io penso che in tal senso, al di là della settimana di trattative, al di là del racconto, della narrazione, di come ci si è arrivati, anche delle contraddizioni interne ai partiti. No? Lei diceva prima qualcuno forse ne esce meglio, qualcuno ne esce peggio. Se io dovessi dare una lettura dei quotidiani nazionali, la stragrande maggioranza direbbe che il Partito Democratico ne esce meglio di altri. Io penso che sbaglieremmo come Partito Democratico a usare toni trionfalistici o da vittoria. La sfida è tutta aperta da domani, e però devo dire con più fiducia e con più garanzie per i cittadini con il Presidente Mattarella e con Mario Draghi, il Presidente del Consiglio. Sicuramente il quadro politico però non sarà più quello di prima. Lo chiedo al Presidente Zanin. Il fatto che il centrodestra si sia inevitabilmente rotto però su questa trattativa, chi non voleva Mattarella apertamente, Fratelli d'Italia, anche buona parte di Forza Italia, era stato candidato Silvio Berlusconi naturalmente in prima battuta, poi c'è stata questa convergenza sulla Presidente del Senato Casellati, però anche lì Forza Italia sembra non essere andata compatta. Poi la risoluzione proprio di Forza Italia di decidere, insomma, insieme alla Lega di appoggiare Mattarella. Ecco, quanto il suo partito e il centrodestra ne esce però ridimensionato anche agli occhi degli elettori per quanto è successo? Ma bisogna fare, dal mio punto di vista, una valutazione rispetto alla condizione che c'era al momento in cui si andava a votare il Presidente della Repubblica. E lì si è cercato, secondo me sbagliando, di unire il diavolo e l'acqua santa.
Cioè noi abbiamo una coalizione di governo che vede per responsabilità agli occhi dei cittadini, per trovare risposte, il fatto che il centrodestra abbia 2 forze politiche all'interno delle forze di governo e una no. E quindi l'idea era il Presidente della Repubblica deve essere coerente rispetto alla maggioranza di governo o deve essere in qualche modo espressione del centrodestra, che è maggioranza all'interno del Paese ma non all'interno del Parlamento. Cercare di trovare una mediazione tra questi 2 opposti, cioè un Presidente della Repubblica votato dalle forze di governo o un Presidente della Repubblica sul quale si trovasse una convergenza ma fosse espressione del centrodestra, lì c'è stato il cortocircuito. È chiaro che la soluzione non vedeva oggi i numeri del centrodestra avere la possibilità di poter all'interno del Parlamento esprimere il Presidente della Repubblica. Avevamo 445 grandi elettori. E allora essersi in qualche modo intestarditi in questo, senza cercare anche su una proposta legittima del centrodestra di fare un nome, ma che su questo ci fosse la convergenza di altre forze politiche, era una battaglia persa. Tanto che quando noi siamo andati alla conta, quando ci siamo astenuti su una delle votazioni, abbiamo raccolto 440 voti. E aver lanciato la seconda carica dello Stato senza avere in qualche modo la sicurezza di avere questi numeri è stata una mossa sicuramente avventata che ha sancito lì la fine del centrodestra. Ma questa è la responsabilità della Lega, di fatto, di Matteo No, Salvini, ma io dico anche di Forza Italia, perché quando noi andiamo sulla elezione della Elisabetta Casellati e il centrosinistra si astiene, noi raccogliamo circa 46 voti a favore di Mattarella, quindi vuol dire che all'interno anche forse del centrodestra c'era una parte che capiva che non c'era la possibilità di portare quel nome lì, oltre il fatto che insomma lì ci sono state anche, come succede fra anche i triatori, che fanno scelte diverse. E quindi quando è tramontata per incapacità del leader, io dico, anche di centrodestra, di poter proporre una candidatura che partendo dal centrodestra trovasse l'adesione di altre forze politiche, l'unica soluzione è quella di mantenere la stabilità di governo. E allora su questo è chiaro che il Presidente deve essere diciamo, espressione di quella maggioranza. L'unico, rispetto a tutte le soluzioni che ci sono state, era il Presidente Mattarella. Perché? Perché sarebbe stato, secondo me, sbagliato portare Draghi in quella posizione che avrebbe causato la crisi di governo, perché non c'era un altro che teneva quelle forze all'interno del governo, così come anche di altri tecnici, perché io credo che la politica in qualche modo, almeno in una delle 2 cariche dello Stato, il Presidente del Consiglio o il Capo dello Stato, deve essere espressione della politica. E su questo devo dire, io l'ho detto in dichiarazione, che il Parlamento ha vinto sui leader, cioè dove i leader non sono riusciti è stato i grandi elettori che hanno dato, come è stato detto, in tutte le votazioni un'indicazione chiara, per cui i voti da Mattarella dai 16 credo della prima votazione sono via via cresciuti fino a quando votava il centrosinistra e noi ci astenevamo, nonostante i leader dicessero scheda bianca, sia 5 Stelle sia Partito Democratico, Mattarella raggiunge i 311, certo. Poi i 360 e passa, che uniti ai 40-50 del centrodestra che non hanno votato Casellati davano un'indicazione chiara di una maggioranza. Allora io dico che c'è stata una grande responsabilità per trovare una soluzione alla contingenza del momento, che ci vede ancora impegnati nelle sfide per vincere la pandemia e il rilancio diciamo, economico e sociale del Paese, a disarticolare le forze politiche. Oggi credo che però, ecco, io sarei comunque per dire che rispetto a questa che è un'esperienza legata al contingente della situazione, il centrodestra e il centrosinistra, le forze politiche devono in qualche modo riorganizzarsi per trovare comunque una proposta che sia la più chiara possibile ai cittadini. Io credo comunque che ci sia la necessità, diciamo così, di 2 visioni diverse, una proposta al centrodestra e una al centrosinistra. Io credo che insomma, questi inciuci trasversali, eccetera, siano un rischio. Bisogna che tutti i leader che escono sconfitti da questa votazione si mettano attorno a un tavolo, quelli del centrodestra, quelli del centrosinistra, per creare una proposta in qualche modo di visione del Paese che partendo dai propri ideali in qualche modo cerchi di avere la maggioranza dei cittadini italiani. Alle condizioni del momento questo era impossibile, credo che nel futuro ci sia la possibilità di poterlo riprendere. Chiarissimo, ci fermiamo per la pubblicità, poi sentiamo anche le voci di Rizzetto e Dreosto, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, il tema la rielezione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica e quelle che saranno le conseguenze sulla politica nazionale e regionale di quanto è successo. Abbiamo sentito prima insomma, le voci del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Forza Italia. Chiedo a Rizzetto, lei insomma è abbastanza navigato, siede in Parlamento da abbastanza tempo, ha visto il Napolitano bis, Mattarella, adesso il Mattarella bis. Naturalmente la posizione di Fratelli d'Italia era molto forte, ecco, sicuramente non Mattarella.
come ne uscite, forse rafforzati dal punto di vista dei sondaggi che vi danno oggi forse il primo partito addirittura, però dal punto di vista insomma del risultato? Ma guardi, secondo me, allora, Fratelli d'Italia non guarda i sondaggi, nel senso che noi è dall'inizio di questa legislatura o ancora rispetto alla scorsa legislatura che manteniamo una linea di coerenza che, voglio dire, può piacere o può non piacere, ma Fratelli d'Italia è quella roba lì, nel senso che Fratelli d'Italia sotto quel punto di vista è stata ampiamente coerente con le scelte di centrodestra. Siamo rimasti probabilmente tra gli unici e gli ultimi giapponesi a credere in questo momento, o ad aver creduto in seno la scorsa settimana in quello che il centrodestra avrebbe potuto esprimere soltanto credendoci un po' di più, ma evidentemente insomma siamo rimasti soli in questa battaglia. Ho ascoltato, condivido alcune posizioni, non ne condivido di altre. L'amico e presidente Zanin quando parla di inciuci, io ricordo che Fratelli d'Italia è l'unico partito in questa legislatura che ad esempio non ha governato col Partito Democratico e mai governerà col Partito Democratico. Su questo voglio dire gli elettori possono stare sicuri, e ritengo anche che possa essere biunivoca la questione, quindi ne siamo ampiamente contenti. Il centrodestra attualmente ne esce male a livello parlamentare, questo è del tutto evidente, malissimo. Secondo me non tanto per incapacità dei leader o non tanto per incapacità di tutti i leader. Piaccia o non piaccia, Giorgia Meloni ha fatto le sue proposte. Quando noi alla terza votazione del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato, abbiamo puntato ad esempio su una figura diciamo quasi terza rispetto alla politica da ex deputato, che era Guido Crosetto, abbiamo ottenuto più della metà dei voti dei grandi elettori di Fratelli d'Italia, che erano 63, siamo arrivati al doppio. Quando rispetto alla votazione della Presidente Casellati, Giorgia Meloni, ma ormai lo sanno anche i sassi, non aveva proposto in prima battuta la Presidente del Senato, cercando di non esporre la seconda carica dello Stato ad un'ordalia del genere, noi abbiamo proposto Carlo Nordio, quindi se dovevamo contarci su un nome di centro-destra. Certo. Però siamo rimasti un po' da soli. Il problema del centrodestra in quei giorni è stato, secondo me, avere circa 450 grandi elettori, che attenzione non erano la maggioranza, perché anche il centro-sinistra aveva più o meno, voglio dire, quegli elettori lì, ma smettere di credere che alla quarta o la quinta votazione, di solito la quarta votazione è una votazione preparatoria rispetto alla quinta, laddove il quorum si abbassa, così tanto per spiegare, è stato quello di non crederci e quindi, sotto alcuni punti di vista, di aver gettato la spugna su un candidato che doveva essere, secondo noi, di centrodestra, e noi in quel solco ci siamo mossi, e non averci creduto sino in fondo, perché le dico, secondo me, se ci avessimo creduto tutti assieme un po' di più, sicuramente si arrivava ad un Presidente della Repubblica che sì, deve essere super partes, ma è di principio. Ogni Presidente della Repubblica, quando siede in quel ruolo, deve diventare super partes. Napolitano, tanto per essere chiari, era un nome divisivo? Sicuramente sì, però immagino che il Presidente Napolitano, una volta che si è seduto al Quirinale, sia diventato più o meno insomma, un Presidente super partes. Lì avremmo dovuto puntare. Questo non è successo, Fratelli d'Italia mantiene una coerenza, probabilmente... Le chiedo anche però, tra un anno si vota, finirà insomma, la legislatura, Mario Draghi vediamo se sarà ricandidato oppure no, insomma questo lo decideranno i partiti. È stata una sorta di prova di forza interna nel centrodestra per vedere chi è oggi il leader del centrodestra, perché sicuramente Berlusconi è una figura insomma, carismatica, ma che in qualche modo, anche per motivi in parte di salute, in parte anagrafici, sta lasciando le consegne. Restano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. C'è stata una prova di forza anche tra loro due, in questo, magari poi lo chiediamo anche a Dreosto, in questo spingere per la Casellati, come dire, vediamo se comando io o comandi tu. Non da parte nostra. Non lo so se da parte della Lega, non da parte nostra, non fosse altro che noi abbiamo tentato di salvare il centrodestra sotto quel punto di vista, non guardando evidentemente a calcoli meramente elettorali,
perché se guardassimo soltanto i calcoli meramente elettorali, insomma, probabilmente stavamo abbastanza bene una settimana fa, stiamo un po' meglio oggi, però voglio dire, oggi l'elettorato è molto liquido per poter fare di questi conti che noi non abbiamo fatto. Allora, e quindi sicuramente sotto quel punto di vista escluderei. L'ultimissima cosa, sì. mi preme sottolineare però in questi giorni, in queste ore un passaggio, che secondo me in questo frangente magari qualcuno ha sbagliato, io non vado a puntare il dito, non me ne frega niente, ci mancherebbe altro, ho stima per tutti i colleghi, fanno il loro lavoro, ci mancherebbe. Diciamo che in questo momento, ecco, secondo me dovremmo frenare un certo tipo di dichiarazioni, anche e soprattutto in pancia al centrodestra, perché insomma di errori insomma, ce ne sono stati. E quindi ripartiamo, ecco, voglio dire, da un modello virtuoso di centrodestra, quale può essere la regione Friuli Venezia Giulia, governata al centrodestra. Allora, poi parliamo anche di questo, la fermo perché voglio sentire Dreosto anche su questa sorta di prova di forza e sul fatto che Salvini, di fatto, dopo non aver sfondato in quella direzione, con il nome della Casellati, poi ha ripiegato su Mattarella. Qualcuno dice, insomma, è uno strizzare l'occhio a un centrodestra un po' più moderato, quindi forse staccandosi un po' da Fratelli d'Italia. Questo dice poi la sintesi politica. Insomma, dalla Lega che cosa si dice? Direttore, buonasera. Prima non mi avete sentito, quindi rinnovo tutti i miei saluti qui da Bruxelles. A bocce ferme, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, ritengo sia giusto dire le cose poi effettivamente come sono avvenute, perché ho sentito assolutamente delle imprecisioni. Mi riferisco in particolare a quelle fatte dall'onorevole Sut, quando dice sostanzialmente che non si è cercato un nome di convergenza. Allora, o è mal informato oppure è talmente strana la sua posizione che non riesco neppure a comprenderla. Tutti sanno, e c'è addirittura un'intervista di Conte sul Fatto Quotidiano di ieri, che dice chiaramente che a un certo punto, quando il centrodestra ha capito che non vi erano i numeri per eleggere, e questo per le cose che avete già detto e non le ripeto, non c'era la possibilità di eleggere un proprio candidato, nella fattispecie la Casellati, che ricordo non è stata eletta perché sono mancati i voti di una parte del centrodestra, una parte di Forza Italia, una parte di Cambiamo, per motivi evidentemente loro, ma sappiamo benissimo, come è stato detto e come è avvenuto in altre situazioni, che aver ottenuto in quel frangente, in quella prima votazione, 440-450 voti, avrebbe significato fortemente avere la possibilità poi di riproporla nella votazione successiva fino alle elezioni. Questo è un dato di fatto, è storia, qui non parliamo di fufugna. Dicevo, c'è invece un altro dato di fatto confermato da Conte ieri in un'intervista al Fatto Quotidiano, quando sostanzialmente era stata raggiunta un'intesa sul nome della Belloni, che dopo può piacere, non può piacere, può essere la persona più adatta o la persona meno adatta, condivisa tra l'altro anche da Giorgia Meloni e da Forza Italia, che poi dalla sera alla mattina è sparita dai piani di Movimento 5 Stelle e PD. Quindi non è che non ci fosse la volontà, non si è voluto convergere su un nome diverso. A questo punto Matteo Salvini, che ritengo abbia fatto l'impossibile per cercare di portare a casa un risultato che per il centrodestra sarebbe stato importante e avevamo anche delle importanti aspettative, non ha fatto altro che scendere su quello che io chiamo il piano B, sostenere la ricandidatura e congelare la situazione come era prima. L'ha detto benissimo Sciaudi, siamo in una situazione di emergenza, stiamo uscendo da una pandemia, c'è una ripresa economica ma c'è anche un'inflazione da gestire, ci sono risorse del PNR e quindi sicuramente Mattarella dà continuità al lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Devo dire anche un'altra cosa rispetto ad un'imprecisione di Sciaudi, perché anche qui è giusto dire le cose come stanno. Non è vero che la Lega o il partito che rappresento non ha sostenuto il Recovery Fund, il Next Generation Europe. Noi abbiamo fortemente contestato quello, Sciaudi, che ci troveremo a discutere tra qualche anno, è la quantità di queste risorse che dovranno essere restituite all'Europa. Noi abbiamo detto, con tutti i soldi che gli Stati versano costantemente all'Europa, poi venite a vedere la macchina burocratica che c'è qui, quanto costa e qual è l'impatto che ha in termini economici sugli Stati. Noi pretendavamo che una parte di queste risorse, in un momento evidentemente drammatico per l'intero continente come quello che stiamo attraversando,
fossero maggiormente a fondo perduto. Questo non è avvenuto, a questo punto speriamo veramente che la ripresa economica ci permetta di restituire i soldi, perché ci stiamo indebitando fortemente, speriamo anche che la congiuntura sia favorevole e l'economia vada nel senso appunto di generare risorse per la restituzione, perché altrimenti saranno dei problemi seri che da alcuni sono stati sottovalutati. Lo saranno ancora di più per uno Stato come l'Italia, che ha un debito pubblico già di per sé altissimo. Quindi diciamo effettivamente come stanno le cose, perché se no non raccontiamo la verità. Allora, grazie Dreosto, abbiamo un paio di minuti ancora prima della pubblicità, poi le ridò la parola. Sut e Sciaurli se vogliono rispondere alle osservazioni di Dreosto. No, io ho detto prima, per chiarire un attimo, forse non mi ha capito, io ho detto che si è cercato di trovare un nome che andasse bene a tutti quanti e alla riunione che c'è stata tra il Presidente Conte, Salvini e Letta c'era una convergenza su un nome femminile. Chiaramente non c'era solo il nome della Belloni, ce n'erano anche altre e questo è stato detto. Forse per la smania di Salvini di essere il primo a comunicarlo, è stato il primo poi a rivolgersi ai giornalisti e quello poi ha creato un po' un cortocircuito, perché poi subito dopo, nonostante il Presidente Letta avesse detto da come risulta, si lega le dichiarazioni di Conte. Finisco di parlare io e dopo intervieni. Sì, ma si lega le dichiarazioni di Conte. Il Presidente Letta, posso finire? Il Presidente Letta alla riunione, da come è stato detto, era concorde nel trovare questo nome femminile di alto spessore. Poi ci sono stati susseguiti delle comunicazioni a livello comunicativo da parte di Italia Viva, da parte di Tajani per Forza Italia e si è capito che non c'era tutta questa sconvergenza che era nata invece in quella riunione tra Letta, Conte e Salvini. A quel punto di notte chiaramente non trovando, essendo già all'ottava votazione e non trovando la convergenza tra tutti quanti i partiti, si è andati a finire sul nome di quello che è emerso chiaramente è che quello che hanno deciso i leader non è poi quello che è stato certificato dal Parlamento rispetto alle decisioni dei leader, quindi i leader magari nel loro piccolo conclave hanno proposto e si hanno trovato degli accordi che poi insomma il Parlamento non ha apprezzato sempre, possiamo dire così. Sciaurli, velocissimo perché poi non Sì, velocissimo perché mi fa un po' sorridere se devo fare la gara con la Lega, se è più europeista il Partito Democratico, la Lega credo che avrei vita facile per fortuna. Non facevo parte di un governo che proponeva ministri che volevano uscire dall'euro bloccati dallo stesso Mattarella, non facevo parte di un governo che diceva fuori dall'Europa e credo che il lavoro di David Sassoli, Paolo Gentiloni, il lavoro di persone come Enzo Amendola ci abbiano dato quella credibilità e quella forza che oggi abbiamo in Europa, di cui giustamente adesso difende anche in termini di risorse, in termini di opportunità, anche l'eurodeputato Dreosto. Ecco, siamo sempre praticamente in campagna elettorale, quindi va bene che ognuno rivendichi i propri spazi. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, tanti temi che stiamo toccando e che ruotano tutti attorno alla rielezione del Presidente Sergio Mattarella. Adesso con i nostri ospiti ci spostiamo su quella che sarà un po' la giornata di domani alle 15:30. Mattarella insomma parlerà, presterà di nuovo giuramento. Allora un giro rapido con i nostri ospiti per dirci che cosa dobbiamo attenderci dalle parole di Mattarella di domani. Insomma, tirerà un po' le orecchie a qualcuno, avrà un atteggiamento come nel suo stile sempre insomma molto pacato. Sut. Sicuramente, appunto l'ha detto lei, farà un intervento qual è insomma secondo il suo stile. Chiaramente il Parlamento e il Governo devono dare, ed è il motivo per cui è stato eletto di nuovo Mattarella, devono dare la continuità. Come è stato detto anche prima, dobbiamo essere nel pieno dei poteri sia legislativi per quanto riguarda il Parlamento, sia i poteri del Governo per risolvere le problematiche che sono all'ordine del giorno. Si è detto anche prima il problema delle bollette, avevamo chiesto fin prima dell'elezione del Presidente un necessario scostamento di bilancio per andare ad aiutare le imprese. Ecco, questa settimana, domani, avremo l'insediamento ufficiale del Presidente, ma già da venerdì dobbiamo tornare a lavorare e quindi dare una continuità. Era giusto
da un certo punto di vista dare la riconferma a Mattarella, anche perché è lui che ha voluto questo governo Draghi, dobbiamo dircelo. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo accettato di entrare in questo governo anche a denti stretti, questo lo dobbiamo ammettere. Abbiamo perso anche molti colleghi del Movimento 5 Stelle per questa cosa. Non è finito il mandato per cui è stato messo lì Draghi, dobbiamo portare a termine appunto vuoi il PNRR, vuoi le cose più contingenti come l'aumento delle bollette. Ecco, Rizzetto, per quanto riguarda invece appunto le parole che ci dobbiamo attendere domani da Mattarella, che cosa si aspetta, insomma? Ma domani il Presidente Mattarella farà un ragionamento come al suo solito alto, molto istituzionale. Diciamo che il problema è un altro, nel senso scindere quello che domani dice Mattarella da quello che Mattarella veramente pensa. Molto probabilmente se Mattarella, apertis verbis, dovesse dirci esattamente quello che pensa in aula a Montecitorio di questa fase, probabilmente verrebbe addirittura censurato sotto alcuni punti di vista. Perché secondo lei cosa pensa? Beh, perché pensa che la politica non è stata capace in 7 anni di trovare un presidente degno per poterlo sostituire, pensa che lui, giustamente, come ha ricordato il presidente Mattarella, aveva altre cose da fare, nel senso che quante volte Mattarella, ora al netto del fatto che tutti si intestano questa vittoria, che va benissimo così, che le bollette, il PNRR, non serve il Presidente della Repubblica per andare a fare un decreto o per uno scostamento, dopo deve firmarlo chiaramente, però qualsiasi Presidente avrebbe firmato un ulteriore scostamento di bilancio, qualsiasi Presidente avrebbe firmato probabilmente un provvedimento e un decreto rispetto alle Camere sull'emergenza bollette, eccetera, eccetera. Quindi Mattarella pensa di fronte a queste 1000 persone e dice ma dove sono capitato un'altra volta? Non volevo farlo? Avevate 7 anni, perché dopo alla fine è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, avevate 7 anni per poter decidere di fare un altro presidente più o meno condiviso. Mattarella ha ricevuto voti, voglio dire, con un'ampia condivisione, solo Pertini ebbe più voti voglio dire, nella storia di Mattarella, terzo fu Napolitano all'epoca, molto bene, però diciamoci le cose molto chiaramente, al netto della simpatia che io provo e del rispetto che provo per chiunque. Si è voluti andare su Mattarella perché non si voleva andare a votare, non si voleva correre il rischio di andare a votare. Dopodiché facciamo tutti i ragionamenti che non si può andare a votare in piena pandemia, il PNRR. Draghi, se qualcuno non se ne fosse accorto, ieri ha indicato entro 48 ore ai suoi ministri di riferimento di andare ad incidere sul PNRR. Significa che i progetti non ci sono stati fatti male, questo significa. Comunque, a parte questo interessa comunque agli italiani. Mattarella domani farà un discorso altisonante, quasi rassegnato, ma voglio dire anche le persone che ci guardano a casa, ma la faccia di Mattarella, del presidente Mattarella, quando ha parlato dopo i presidenti di Camera e Senato, ma qualcuno l'ha vista, l'ha notata? Cioè non voleva starci lì, perché costituzionalmente lui, essendo, voglio dire, una persona, un profondo conoscitore della nostra Carta Costituzionale, secondo me addirittura gli pareva quasi strano forzare la nostra Carta Costituzionale in questo senso. Si è raggiunto questo scopo? Molto bene, andremo avanti un altro anno e mezzo e dopo, se Dio vuole, andremo al voto. Nel discorso di fine anno Mattarella effettivamente aveva anche salutato, dando appuntamento. Ha salutato tutti continuamente, dicendo, ha salutato altro, adesso, i giornalisti, però, insomma, i magistrati, con grande responsabilità di fronte alla situazione che c'era, penso che fosse inevitabile anche per lui accettare. Zanin, certo. Cosa sentiremo in aula? Io non so cosa dirà il Presidente Mattarella. Cosa si aspetta lei? Ecco, diciamo. Ecco, posso dire quello che mi aspetto io. Io credo che Mattarella farà un appello ai valori costituzionali della nostra Carta, perché credo che la classe politica in generale la vedo come quelli che suonavano l'orchestrina sul Titanic, che andava a schiantarsi contro l'iceberg. Cioè io vedo una classe politica un po' sganciata da quelli che sono gli interessi del paese. Il problema è che anche voi siete classe politica. Certo, ma bisogna che fare un mea culpa. Cioè, se la gente non va più a votare, e alle ultime elezioni quasi 1 su 2 non è andato a votare, cioè la classe politica si deve interrogare su questo, cioè su come recuperiamo un rapporto virtuoso però questo, tra politica... Lo stiamo dicendo da lo state dicendo, certo. Lo si sta dicendo da tempo. Adesso che c'era la prova per metterlo in pratica, purtroppo non si è riusciti, per 1000 motivi, però non si è riusciti. No, ma io non credo che non si sia riusciti, perché, ripeto, la soluzione che è stata trovata era quella più congrua rispetto alla situazione che abbiamo. Quindi devo dire che il Parlamento
al netto delle contrapposizioni dei partiti, ha fatto una scelta di continuità del Paese, cioè il Parlamento ha fatto in questa fase una scelta che pone in sicurezza gli investimenti e il governo di cui abbiamo bisogno, perché andare a elezioni in una condizione nella quale abbiamo il PNR da utilizzare, le risorse da fare, le bollette, credo che sia stato ancora di più incomprensibile per la popolazione. Cioè, si sarebbe ancora di più, Draghi, non c'è dubbio. si sarebbe ancora di più diciamo, ampliata quella scissione tra popolo e istituzioni. Io credo che Mattarella chiederà questo, cioè cercherà di responsabilizzare tutti, per cui questo rapporto tra popolo e istituzioni deve essere in qualche modo ricompattato nell'interesse di tutti, nell'interesse di una visione del bene comune. Lo diceva De Gasperi, oggi io vedo tante forze politiche che ragionano per il consenso dell'immediato, cioè fanno scelte di pancia, seguendo quello che dicono i sondaggi, per avere un voto in più domani. Invece la vera politica è quella che immagina invece una visione per le future generazioni, scelte che oggi possono anche farti pagare dal punto di vista del consenso, ma che tracciano un futuro per i nostri figli che oggi vedo la politica con difficoltà traccia. Per questo dico, mi aspetto a Mattarella un richiamo a questa responsabilità della politica, perché anche, diciamo così, alcune posizioni che squalificano la politica, penso ai 5 Stelle, che poi rapidamente adesso si sono riconvertiti a forza di governo in tutti questi anni, credo che abbiano fatto il male, prima di tutti, non della politica o dei politici, ma dei cittadini che in questa fase hanno avuto condizioni di difficoltà e di crisi che stiamo in qualche modo vivendo. Quindi da Mattarella un grande richiamo a questa, diciamo così, ricomposizione del rapporto istituzioni-popolo, che possa guardare alla responsabilità che i cittadini hanno di scegliersi la classe dirigente e limitare quell'astensionismo che è la bocciatura della classe dirigente. Perfetto, Rizzetto, velocissimo. Quindi Zanin, voglio dire, l'amico Zanin ci sta dicendo che Casellati, Belloni, Nordio e tutti i candidati che qualcuno del centrodestra ha bruciato non avevano visione politica e che soltanto Mattarella ce l'ha. Più che altro non avevano io penso che voglio dire, io penso che votare non sia un... La Francia fra un mese e mezzo, la Francia in pieno PNRR, in piena pandemia, la Francia va a votare per le presidenziali. Erano tutte persone di qualità che però non avevano il consenso di coloro che dovevano portarle lì. Non avevano il consenso perché non ci abbiamo provato sino in fondo. No, ma non avevano il consenso perché i numeri sono stati in qualche modo sconfessati. Cioè, questo è, la debolezza è stata quella di essersi in qualche modo dovuti rivolgersi a Mattarella, che non lo voleva fare, perché non c'è stata da parte delle leadership, se non del Parlamento, la capacità di trovare un nome che rappresentasse questa visione, ma che raccogliesse la maggioranza del Parlamento, dove nel Parlamento tutti eravamo forse in minoranza. Guarda, Fratelli d'Italia ha provato, Fratelli d'Italia ci ha provato anche con il dottor Cassese, tanto per essere chiari. Ma ti dico ancora una cosa. Ti dico ancora una cosa, qualsiasi scelta che fosse passata a maggioranza limitata, voglio dire 505, 506 voti, con una maggioranza che fosse stata diversa da quella che sosteneva il governo, avrebbe fatto sì che Draghi rassegnasse le dimissioni. No, questa è un'altra storia. Non addentrarti in questa roba qui perché è un'altra cosa. Era automatico, ma l'aveva detto lo stesso. Fatemi sentire anche Sciauri. No, dico solo una cosa, l'aveva detto anche lo stesso PD. Il PD ha detto se passa la Casellati non usciamo al governo, e la crisi del governo Draghi. Sarebbe uscito dal governo Sciauri il PD con la Casellati Presidente della Repubblica? Probabilmente sì, un'imposizione di un nome del genere, ma diciamocela anche qui fino in fondo, se il centrodestra aveva i numeri, avrebbe candidato Berlusconi. Siamo partiti prima della settimana con la candidatura di Berlusconi da parte del centrodestra e sono riusciti, e da qui le discussioni che gli lascio volentieri fare all'interno della loro coalizione, sono riusciti anche a, mi permetto di dire, umiliare un leader che sicuramente non è mai stato il mio leader, ma che in qualche maniera forse non meritava un'umiliazione del genere, ancora prima di arrivare a Roma. Forse non vi viene in mente che Berlusconi... Ma non vi viene in mente, scusate, perché adesso entriamo anche se un po' troppo in profondità, ma a qualcuno di sinistra nessuno gli viene in mente, qualcuno di sinistra, che magari Berlusconi ha fatto un passo indietro per un altro motivo. Ma a nessuno viene in mente questa roba qua. Ma a nessuno viene in mente a sinistra... Il motivo lascio stare, non c'è nessun tipo di problema. Ma nessuno vi viene in mente che comunque Fratelli d'Italia avrebbe potuto convergere, ad esempio, su Cassese, che non è ascrivibile, non è iscritto a Fratelli d'Italia, avrebbe potuto convergere su una figura femminile come la Belloni? Abbiamo detto di sì? Sì, abbiamo detto di sì. Li hanno bruciati loro, uno dietro l'altro. Ad un certo punto il segretario del Partito Democratico, Letta, disse in una famosa lancio di agenzia: attenzione che tutti i nomi di centrodestra verranno bruciati come Silvio Berlusconi.
per quanto mi riguarda, ha se detto vengono. una vergogna di cui dovrà pentirsene Se e venivano dovrà, voglio dire, lanciati sulla vergognarsi per i carta da prossimi giornale, anni. allora, se i nomi vengono lanciati sulla carta da giornale è un discorso. Ci sono stati dei nomi a cui anche noi abbiamo detto di sì e peraltro noi sull'ipotesi Mattarella eravamo disponibili e l'abbiamo chiesto al Presidente già dall'inizio. Quindi torno alla domanda fondamentale. Cosa dirà il Presidente Mattarella? 30 secondi, perché in parte l'aveva già Cosa dirà il accennato Presidente all'inizio. Mattarella Sì. domani? Io credo che farà un discorso da statista, non sarà un fustigatore della politica, perché si sente parte della politica, nonostante il suo cursus honorum, e quindi noi siamo la politica, dobbiamo dare l'esempio ai cittadini, ognuno nei propri ruoli, nei rispettivi compiti istituzionali. Io credo che invece richiamerà il Parlamento, ma mi permetto di dire anche le regioni, anche le autorità regionali, alla sfida che abbiamo di fronte. Io sono al governo, io come Partito Democratico intendo, con la Lega sicuramente non ho niente dal punto di vista valoriale da dividere con la Lega, però siamo al governo per un obiettivo. Io credo che il Presidente Mattarella domani farà questi richiami. L'obiettivo 2023 è dare risposte al Paese subito, anche, giustamente come diceva Rizzetto, richiamando i ministri se sono in ritardo con il proprio lavoro. Allora, ci fermiamo per l'ultima pubblicità, poi torniamo a Bruxelles da Marco Dreosto per sentire anche la sua opinione sulle parole eventuali di Mattarella di domani e soprattutto per capire quali saranno le ricadute sulla nostra regione. A tra poco. Ultima parte di Elettroshock, il tema è quello della rielezione del Presidente della Repubblica che ha creato un terremoto, se vogliamo così dirlo, a livello politico, in particolare nel centrodestra. Ci colleghiamo di nuovo con Bruxelles dove c'è l'eurodeputato Marco Dreosto, il coordinatore regionale della Lega. Allora, se vuole anche dare insomma un po' il suo punto di vista su quello che ci dobbiamo attendere dalle parole di Mattarella di domani, sì, ma soprattutto le chiedo quali sono le ricadute, perché qui insomma la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia governano la nostra regione d'amore e d'accordo, possiamo dire quanto questi fatti potrebbero incrinare i rapporti anche qui. Sì, volevo solamente concludere, siccome gli ospiti hanno detto tantissime cose, volevo concludere anche io il mio ragionamento precedente, che è legato al fatto che in sostanza Matteo Salvini era l'unico leader che aveva un mandato, mentre si è trovato a discutere con altri due leader, Conte che praticamente era commissariato da Di Maio e Letta che era commissariato oltre che dai suoi anche da Renzi. Quindi l'impossibilità di trovare l'accordo è dettata sostanzialmente dal fatto di avere al tavolo delle trattative persone che non possono decidere. E andate non a leggervi i giornali ma i libri di storia su questa cosa. Questo è il primo aspetto, perché Letta c'era a quel tavolo e aveva dato la sua disponibilità. È stato smentito qualche ora dopo. Detto questo, per quanto riguarda invece Sciauli, sempre mi dispiace che una persona come lui, che si dichiara sempre estremamente responsabile, faccia una dichiarazione come quella e la faccia soprattutto dopo aver detto che oggi governa assieme alla Lega per un senso di responsabilità, perché c'è il PNR, eccetera, dica invece che se fosse stata eletta la Casellati, seconda carica dello Stato. Penso che sia una persona su cui anche dal punto di vista umano non si possa dire nulla, ma anche dal punto di vista politico. Non ho detto assolutamente niente contro la Casellati. Allora, per fortuna Sciauli, che lei non sarà mai il leader del Partito Democratico. Io non ho mai detto niente contro la Casellati. Questo paese andrebbe veramente... Non ho bruciato la seconda carica dello Stato rendendola ancora più debole rispetto a tutto il paese. Uno alla volta però. Detto questo, perché qui si parla di responsabilità e dopo si fa la contraddizione immediata. Io non ho mandato allo sbaraglio la Casellati. Sarebbe stata eletta la seconda carica dello Stato. L'ha detto lei. Non ho mandato allo sbaraglio io la Casellati, l'avete mandata voi allo sbaraglio la Casellati. E che voglio assolutamente sottolineare, ma l'ha già detta il mio collega Rizzetto, ritengo che questa regione sia un laboratorio ed un esempio per il centrodestra. Io l'ho riportato anche ieri nell'incontro che ho avuto in via Bellerio con Salvini. Ritengo che i rapporti che abbiamo con i partiti alleati che vanno da Forza Italia, Progetto VVG a Fratelli d'Italia siano rapporti di estrema collaborazione che stanno dimostrando come in tutte le amministrazioni si stia portando a casa un lavoro straordinario, si sia fatto un ottimo lavoro alle amministrative e si prospetti anche per le prossime elezioni amministrative e regionali in coalizione. Quindi sostengo assolutamente che questa esperienza sia un'esperienza
sia per i rapporti ma per le modalità con cui è stata impostata, da riproporre a livello nazionale. Concludo sulla riflessione sul Presidente della Repubblica. Ritengo che Mattarella domani farà un grande discorso di responsabilità al quale ci ha già abituati. Mi aspetto, e questo se lo aspettano anche i cittadini, che dia davvero una sferzata al governo, perché il governo sia efficace, efficiente e tempistico nel introdurre delle soluzioni per il caro energia soprattutto, e per poi lo sviluppo, come è stato già detto, di prospettive legate appunto al PNRR, quindi avere risorse. Questo me lo aspetto, perché il Paese ha bisogno di non solo ripartire, ma anche di dare certezze alle famiglie che oggi, guardate, si trovano delle bollette che sono decisamente incrementate, le prospettive sono anche peggiori. Quindi io non entro nel merito poi del discorso istituzionale, che sarà sicuramente di altissimo livello, ma sono certo soprattutto di responsabilità e di indirizzo. Ecco, sì, appunto riguardo anche gli appuntamenti politici della nostra regione, naturalmente il prossimo anno si voterà per il Presidente della Regione, e tra l'altro facciamo l'in bocca al lupo a Massimiliano Fedriga, che insomma è stato colpito anche lui dal Covid, fortunatamente asintomatico, però insomma un in bocca al lupo anche per questo. Rizzetto, lo diceva Dreosto adesso, ma qui noi governiamo bene, siamo un laboratorio, non è che però il fatto che la Meloni e Salvini vadano meno d'accordo da qui a un anno possa incidere in qualche modo anche a ricaduta nelle amministrazioni regionali e comunali, anche se insomma, è un'ipotesi difficile, ma qualora il progetto magari di Salvini di spostarsi un po' più verso l'area moderata, come voi siete rimasti fuori dal governo, potreste anche decidere, non lo so, presentiamo un candidato in regione nostro di Fratelli d'Italia e poi vediamo. Ma innanzitutto io vorrei capire, c'è tutta questa grande differenza fra area moderata, centro. Fratelli d'Italia non mi pare che sia un partito estremista. I temi che io tratto personalmente oramai da quasi 10 anni alla Camera dei Deputati sono gli stessi temi che trattano la Lega, magari con sfumature diverse, che trattano i colleghi del Partito Democratico, che trattano i colleghi del Movimento 5 Stelle. Cioè io non ho mai portato alla Camera dei Deputati, voglio dire, la riabilitazione di qualcosa che oramai fortunatamente è stato consegnato alla storia, piuttosto che mi occupo di lavoro. Avete una vostra identità però ben chiara, sociale. Insomma, che rispetto al Partito Diciamo che se qualcuno si diversa. riferisce a noi rispetto a, diciamo, idee un po' più decise, ecco, mettiamole così, decise, sì, Fratelli d'Italia è un partito, è un movimento deciso, è un movimento che ha le sue idee e che le porta avanti, punto. Sì, sì, no, ma dico sulla ricaduta eventuale di alleanze. Io ritengo che se, qualora, io guardi, penso che il tempo curi le cose, nel senso che ora Matteo Salvini è uscito qualche ora fa, qualche giorno fa, insomma, con questa idea di una sorta di rassemblement che potrebbe essere un qualcosa simile al Partito Repubblicano Americano. Non lo so se quella è la via giusta, ritengo che debba passare qualche tempo, e se e qualora, voglio dire, Salvini e Meloni continueranno insomma un po' a punzecchiarsi, perché alla fine io ritengo che si stimino a vicenda, mi prendo l'impegno con il coordinatore Dreosto, io che faccio il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Fratelli d'Italia, piuttosto con la coordinatrice di Forza Italia, di andare presso gli uffici di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni per portare quello che fondamentalmente, secondo me, magari sbaglierò, è un esempio come altri, attenzione, come il Veneto piuttosto che l'Abruzzo, forse la Lombardia un po' meno, ma non la conosco bene, è un esempio di buon governo laddove il centrodestra Friuli Venezia Giulia va anche a discutere, perché Marco lo sa, ogni tanto discutiamo, ma fortunatamente cerchiamo e troviamo nel 99% dei casi una sintesi. Questo serve fare. Grazie. Zannin, su questo rapido, perché poi voglio parlare di legge elettorale. Io credo che, come sempre, se uno fa un'azione di governo che dura alcuni anni, poi deve avere la responsabilità di porsi davanti ai cittadini per essere giudicato. Io credo che in Regione abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di fare quello che si poteva fare date le condizioni al contorno. Credo che questa esperienza sia stata ben avvista dai cittadini, così dicono in qualche modo i riscontri che abbiamo, e credo che in qualche modo non ci sia nessuna ricaduta rispetto all'elezione del Capo dello Stato, anche perché l'elezione del Presidente della Regione è diversa dalle espressioni politiche e quelle del Presidente della Repubblica. E quindi su questo la vera riflessione è da fare a livello nazionale, come diceva lei, sul sistema elettorale.
Questo sistema elettorale che avrebbe dovuto portare la governabilità attraverso un maggioritario misto al proporzionale ha fallito, perché nelle ultime elezioni non c'è stata nessuna maggioranza, abbiamo avuto governi di tutti i tipi in questi anni, giallo-verde, giallo-rosso, arcobaleno, quello che volete, e credo che questo sia stato uno dei motivi per cui c'è stata la disaffezione dei cittadini alla politica. Bisogna trovare meccanismi nel quale uno si presenta all'inizio con un programma, cerca di portarlo avanti e si evitano i trasformismi che invece abbiamo nel corso di... Credo che le regioni, così come l'elezione dei sindaci, siano un ottimo esempio per cui uno sa chi vota, chi vince il giorno dopo governa e dopo 5 anni se ha governato l'anno manda a casa. Quindi su questo credo che l'esperienza di questa regione sia un'esperienza che può essere portata a modello. Ecco, possiamo dire che il fallimento del bipolarismo è ascrivibile al Movimento 5 Stelle Sud, perché siete stati in grado di creare quel terzo polo che ha un po' scombinato tutto, anche di fronte a queste leggi elettorali che sono anche se ormai il poi 5 approvate. Stelle si è evoluto ed è diventato un partito di centrosinistra, ormai questo è Sì, chiaro. poi, le insomma, elezioni... questo, visto con l'alleanza con la Lega, non lo definirei un partito di centrosinistra. Comunque, all'inizio, ma adesso ha avuto un'evoluzione per cui al si è... Al di là delle etichette, insomma, anche per rispondere a quello che ha detto prima il Presidente Zanin, il movimento è nato anche grazie al berlusconismo, insomma è stata una risposta che il Paese ha voluto dare a quello che sono stati i periodi di governo di Berlusconi, quindi chiaramente siamo partiti dall'opposizione nel 2013, siamo cresciuti molto e questo è indubbio e siamo riusciti in 2 legislature ad arrivare al governo. Chiaramente al governo, essendo il governo si devono assumere anche delle responsabilità molto importanti e lo abbiamo dimostrato anche in un periodo di pandemia come quello che stiamo vivendo. Chiaramente è molto facile stare all'opposizione e questo Rizzetto lo sa bene. Insomma, preferirebbe stare in maggioranza però con incarichi di governo, ma quanto riguarda la legge elettorale, cioè il Movimento 5 Stelle, che legge elettorale vorrebbe? Come legge elettorale abbiamo una nostra proposta che tra l'altro è a prima firma del nostro Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, il collega Brescia. È un sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento al 5%, c'è una discussione in atto per quanto riguarda le preferenze, pensiamo che sia un buon punto di partenza su cui dovremmo discutere nei prossimi mesi, ma chiaramente è necessario per arrivare alle prossime elezioni, questo è indubbio, anche farlo capire anche ai cittadini, insomma, però adesso dobbiamo occuparci di altro. Di altro però, insomma, anche questo, perché lo si dice da tempo, è il problema della legge elettorale, che ognuno cerca di fare la legge elettorale che faccia comodo al momento attuale dei propri numeri, Sciaurli, il Partito Democratico... Allora, do le 2 risposte. Ricadute sul territorio e sulla nostra regione di quanto sta avvenendo a Roma. Concordo stranamente con i colleghi, credo che non ci siano delle ricadute immediate sulla maggioranza di governo regionale. È chiaro che dobbiamo ricordarci tutti che si voterà probabilmente 2 mesi dopo le politiche e le elezioni regionali, dovremo sapere chi sono i candidati e se c'è il candidato per ognuno di noi e ovviamente dobbiamo anche capire quale sarà la composizione delle elezioni politiche 2 mesi prima delle elezioni regionali. Voi il candidato ce lo avete per la presidenza della regione? Noi o lo state abbiamo delle ottime ipotesi, però insomma, credo che sia abbastanza prematuro. No, per dire di non trovarsi all'ultimo come con Mattarella. No, assolutamente no. E invece per quanto riguarda la legge elettorale, sono molto laico e magari non sono neanche così allineato alle posizioni spesso del mio partito su questo. La legge elettorale va trovata davvero con un accordo di tutti, non con l'imposizione di una parte dicendo io voglio il proporzionale, io voglio il nominale, ma facendo una riflessione seria su ciò che ha bisogno il Paese. Io ho dei dubbi che citare sempre e comunque l'elezione dei presidenti di regione, dei sindaci, l'elezione diretta dei presidenti di regione e dei sindaci come esempio positivo a cui guardare sia la scelta migliore. Noi abbiamo fatto sì che le assemblee legislative, a partire da quella regionale, lo dico al Presidente Zanin, ma anche a quella dei comuni, dei nostri consigli comunali, contino davvero pochissimo ormai. Perché ovviamente il potere è tutto in mano all'esecutivo, al Presidente eletto direttamente e le assemblee legislative sono via via svuotate del loro potere rappresentativo. Se vogliamo, come ho sentito dire stasera, riportare credibilità e forza anche alla politica, ai partiti, alla selezione della classe dirigente, a persone che tornino ad impegnarsi civilmente, con passione, anche trovando dei percorsi di studio e di approfondimento, penso che dovremmo fare una seria riflessione su un sistema complessivo
che riporti i partiti ad essere centrali nei percorsi e in qualche maniera da lì anche costruirvi sopra una legge elettorale. Torniamo a Bruxelles da Marco Dreosto. Secondo lei in che direzione bisogna andare, fermo restando che un cambiamento ci deve essere, insomma, di fatto, per non trovarsi di nuovo per la terza volta in quella situazione di impasse in cui i voti sono divisi per 3 e nessuno governa? Ma innanzitutto devo dire, e ci tengo a sottolinearlo, che la legge elettorale non è e non deve essere in questo momento una priorità del Paese. Il Paese ha altre difficoltà, stiamo uscendo dalla pandemia, avremo la difficoltà economica e congiunturale data anche da, come abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto tutti più volte, dal caro bollette, da quelli che saranno i costi energetici, e quindi la legge elettorale probabilmente non è una priorità e ci sono altri temi molto più importanti da sviluppare e da portare avanti, e spero davvero che non sia il governo ad occuparsi di legge elettorale. Detto questo, ritengo peraltro, adesso devo dare atto che le parole espresse dal collega Sciauri siano corrette e coerenti. Ritengo che in ogni caso qualsiasi tipo di valutazione vada fatta con l'ampio consenso del Parlamento e quindi dei partiti che lo rappresentano, anche perché in fin dei conti è pur sempre vero che gli eletti sono espressione del popolo e quindi è giusto che possano esprimere quelle che sono le esigenze e le necessità, fermo restando che sappiamo che c'è la necessità di governare un paese. Molti paesi, fortunatamente, dico io, hanno una legge elettorale che consente immediatamente agli esecutivi di essere operativi. Questo in Italia non c'è mai stato, anche perché siamo usciti da un periodo post-bellico in cui c'era la preoccupazione evidentemente che qualcuno potesse prendere il potere, quindi i padri costituenti hanno pensato, forse anche volutamente, di strutturare un sistema che permettesse una democrazia più ampia. Oggi probabilmente i tempi sono superati rispetto a quelle esigenze, una riflessione andrà fatta, ma sicuramente non in questo momento. Grazie, siamo in chiusura. Rizzetto, anche lei una battuta sulla legge elettorale? La prima cosa che mi sento di dire rapidamente è che cambiare le regole del gioco, diciamo, a circa un anno, poco meno in realtà, perché quello è compresa la campagna elettorale con, voglio dire, i tecnicismi prima del voto, cambiare le regole del gioco un anno dopo quello che abbiamo vissuto la scorsa settimana mi sembra veramente irrituale. Fratelli d'Italia non si pone nel solco del proporzionale, vorrei capire chi si pone sul solco del proporzionale. Movimento 5 Stelle abbiamo capito sì, attenzione, il Partito Democratico è molto spaccato sul proporzionale, la sinistra al Partito Democratico non voterà su un proporzionale, Italia Viva non voterà su un proporzionale, se mi confermeranno né neanche Forza Italia e Lega saranno su un proporzionale, primo, quindi le regole del gioco, anche perché rispetto alla legge elettorale siamo sempre molto in odore di incostituzionalità. L'Italicum, per alcune cose, fu dichiarato incostituzionale. Secondo me il cosiddetto Brescellum, quello che attualmente oggi è, ha dei caratteri, secondo me, incostituzionali, sul diritto di tribuna, i collegi, eccetera. Quindi Fratelli d'Italia resta nel solco del maggioritario e cambiare, lo rinnovo, le regole del gioco soltanto a piacimento di alcuni. Gli ultimi mesi di legislatura è assolutamente irrituale. Chiarissimo, insomma tutto ci mancherebbe tranne che andarci a infilare in una legge elettorale poi incostituzionale con tutto il resto. Siamo in chiusura, è andata velocissima la trasmissione anche grazie al vostro contributo. Grazie allora all'onorevole Luca Assuta, a Cristiano Sciauri, al presidente Zanin, all'onorevole Rizzetto e all'eurodeputato Dreosto in collegamento da Bruxelles con noi. Grazie Dreosto. Buonasera, grazie. Per essere stati con noi agli ospiti, grazie anche alla regia di Simone Caramaschi. È tutto per questa puntata, ci rivediamo mercoledì prossimo.